Eccoci qua di nuovo, mandi a tutti. Allora, ehm, spero insomma, possiate apprezzare queste, mie, video dirette, su quella che è anche la politica regionale, perché insomma vedo che molti mi stanno scrivendo anche per chiedermi un parere su quella che è l'attualità che leggono sui giornali, che leggiamo sui giornali, insomma su molti profili, per cui almeno sui massimi sistemi ritengo sia utile andare a insomma fare delle considerazioni, spero questa volta più brevi, insomma rispetto ad altre volte. Questa volta mi è stato segnalato un articolo di stampa locale su quest'anno 2023, quale diciamo anno di un anniversario tondo relativo allo statuto speciale di questa regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia, perché in realtà il trattino esiste. Allora, in effetti, prima che quest'anno finisca, è bene andare a almeno sintetizzare, insomma, qualche spunto di riflessione su questo importante anniversario. Il 60° anniversario della promulgazione della legge costituzionale 1 del 1963, che è per l'appunto lo statuto speciale della nostra regione. E ci sarebbero tantissime cose da dire. Io, se davvero, insomma, intendiamo rimanere fedeli a quell'auspicio di sintesi che insomma ha aperto questa diretta, dobbiamo inevitabilmente fornire solo qualche spunto veloce. Si potrebbe pensare, ad esempio, agli uomini che più di altri hanno dato un loro contributo, diciamo, a questa autonomia regionale speciale. Anzitutto a Tiziano Tessitori, che è unanimemente considerato il padre di questa regione, che è stato non solamente avvocato ma anche politico, padre costituente, poi senatore, insomma tra i padri fondatori non solamente della Repubblica ma proprio di questa autonomia speciale. È famoso il suo emendamento in Assemblea Costituente, è comunque degno di nota il suo contributo nella fase di elaborazione, discussione, approvazione dello Statuto speciale, anche se, come dire, quest'ultimo passaggio parlamentare insomma deluse profondamente il padre della regione, che venne sostanzialmente forzato a ritirare i propri emendamenti per poi astenersi su uno statuto speciale che in realtà condivideva fino a un certo punto, ecco. Per come poi è stato effettivamente realizzato a distanza di una quindicina d'anni, ecco, rispetto all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Per passare da un friulano a un triestino, ricordiamo ad esempio anche Livio Paladin, giudice e poi presidente della Corte Costituzionale, grande professore universitario, costituzionalista, che lo statuto speciale nostro lo ha studiato, commentato, divulgato e comunque lo ha fatto crescere, eh, non solamente dal punto di vista dello studio, ma anche insomma dal punto di vista proprio giurisprudenziale. In ogni caso, ci sarebbero
tanti altri argomenti di discussione. Penso, ad esempio, alle riforme che lo Statuto speciale ha, subito. Ad esempio, una che ritengo positiva è la legge costituzionale 2 del 1993 sull'autonomia, regionale, legislativa esclusiva, piena, nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che è una materia strategica per quanto riguarda questa autonomia speciale. E, oppure sempre in materia di enti locali, diciamo una materia geopolitica molto calda in questa regione, quantomeno duale, e non possiamo non citare anche più recentemente la legge costituzionale 1 del 2016, che ha di fatto trasformato ehm, questa regione in una sorta di grande Valle d'Aosta, senza più enti locali intermedi tra il livello di governo regionale e quello comunale. Peccato che il nostro capoluogo regionale non stia in mezzo alla vallata, ma nell'angolino in basso a destra. Peccato che il nostro capoluogo regionale sia sostanzialmente alieno, o comunque molto eccentrico, se non addirittura ostile rispetto a tutto il resto del territorio regionale. Ehm Sempre nella materia strategica degli enti locali, soprattutto intermedi, recentemente, insomma, il Consiglio regionale ha, ehm, insomma, partorito un'iniziativa, sempre di riforma dello statuto speciale, ehm, all'inizio della, 19ª legislatura parlamentare, alla fine della 12ª legislatura regionale, all'inizio proprio di quest'anno 2023 che si sta concludendo. Ho visto che in occasione, delle insomma pubblicazioni celebrative, commemorative, divulgative su questo anniversario, ad esempio il presidente del consiglio regionale, ancora una volta, anche recentemente, ha reso pubbliche dichiarazioni e insomma divulgato prese di posizione istituzionali, a sostegno, ecco, di questo disegno di legge costituzionale per la revisione dello statuto speciale e per la reintroduzione delle ex province che sul territorio del Friuli Venezia Giulia sono state totalmente, completamente abolite e superate qualche anno fa. C'è un tentativo di ripristino, un tentativo di ulteriore riforma dello statuto speciale che intenderebbe ricostituire nuovamente un livello di governo intermedio tra comuni e regione, istituendo dei nuovi enti locali di area vasta. Ehm, Nella scorsa legislatura, 12ª, insomma, la legge regionale aveva istituito
i cosiddetti EDR, enti di decentramento regionale, nel 2019, che però sono rimasti sostanzialmente delle scatole vuote fondamentalmente, non ci sono state grosse novità. Ehm, ora, l'intenzione, la promessa, perché si tratta fondamentalmente di promesse, sarebbe quella di consentire nuovamente al legislatore regionale di intervenire, ehm, insomma, in questa materia per andare a istituire nuovamente quelle che sarebbero ex province o comunque enti analoghi. Nulla di sicuro si sa ancora sull'esito, dell'iter, anzitutto a livello costituzionale che è, di competenza, esclusiva del Parlamento statale e che a Roma è ancora incerto. Nulla si sa anche in caso di, insomma, approvazione di questa ulteriore riforma statutaria, ehm, di quella che potrebbe essere la futura, attuazione, insomma istituzione di questi enti, non si sa quale potrebbe essere il loro territorio, non si sa, quali potrebbero essere le loro funzioni, non si sa, ehm se si, andrà a elezione diretta per i loro organi, non si sa quale sarà la loro forma di governo, non si sa, quale sarà il loro grado di autonomia, ad esempio finanziaria, non si sa, come concretamente verrà, come dire, ehm trovato il personale necessario per farli funzionare. Cioè, ehm, vi sono tutta una serie di incognite, ma al di là delle questioni, logistiche, ehm, su quello che è, diciamo il cantiere degli enti locali sostanzialmente in questa regione già da troppo tempo, ehm mi sembra, necessario andare a, ehm, evidenziare come sia necessario, insomma, auspicare una seria riflessione sul Friuli che, insomma potrebbe, non necessariamente trovare in questo progetto una sua, ehm, nuova valorizzazione e un suo, riconoscimento anche territoriale e istituzionale. È ancora troppo presto forse per entrare eccessivamente nel dettaglio. Io francamente sono molto combattuto perché, le vecchie province, avevano sì una funzione di contrappeso rispetto allo strapotere triestino, ma, rappresentavano anche una forma di divisione interna al territorio friulano. Il problema di questa regione duale è che, l'unica forma di unità che viene consentita dal politicamente corretto è quella regionale, ovverosia triestinocentrica, mentre, ehm nel contempo, l'unità, invece friulana e solo friulana è quanto di più, osteggiato esista. Per cui, ehm, una
semplice riproposizione, una semplice riedizione pedissequa, insomma di quello che è stato, non necessariamente potrebbe tradursi in qualcosa di positivo per un territorio friulano che è comunque sempre perennemente a rischio di assimilazione, di snaturamento, insomma, sotto molteplici profili, geografico, geopolitico, storico, culturale, non solamente linguistico, ecco. Ehm Dobbiamo continuare a vigilare e a lavorare per la promozione, e la divulgazione di quella che è l'identità friulana, che auspichiamo essere il più possibile condivisa, ecco, largamente condivisa col contributo di tutti. Ehm A questo riguardo mi permetto di segnalarvi, come al solito, in descrizione un contributo, diciamo divulgativo su quella che è la realtà anzitutto oggettiva, anzitutto geografica, ma anche storica del Friuli, perché, una piena consapevolezza, della realtà friulana, delle realtà friulane, dal Livenza al Timavo, da Gorizia a Pordenone, passando per Udine, dai monti al mare, diciamo, ehm, insomma, potrebbe, anche solo in un prossimo futuro, rivelarsi, davvero strategica. Ecco, personalmente sono pessimista, ritengo sarà molto difficile, uscire dalla pessima situazione geopolitica nella quale, diciamo ehm la famosa riforma delle UTI, insomma ha gettato il Friuli, con la soppressione delle province, oramai superate. Ehm Purtroppo come dire, le tematiche geopolitiche friulane vengono, strumentalizzate per raccogliere voti, ehm, così è stato anche per questa proposta che, è stata lanciata nella prima legislatura Federiga, alla fine della legislatura Federiga, dopo 5 anni di governo, per, come dire, lanciare qualche specchietto per le allodole, forse, ehm, per raccogliere facile consenso, andando a, ehm, promettere qualcosa che esisteva fino a qualche anno fa, guardandosi bene magari dal correggere anche quelli che erano i difetti del vecchio sistema. Ehm Ecco, in questa, 13ª attuale legislatura regionale vedremo come, ehm, concretamente, i nostri politici riconfermati intenderanno concretizzare quelle che sono state le solite promesse elettorali, sempre che da Roma, lo statuto venga effettivamente, riformato, cosa che non è niente affatto scontata. Che cosa fare nell'immediato? Intanto ci godiamo le prossime feste, tanti auguri a tutti, di anno in anno noi non possiamo fare altro, che, tenere viva la fiamma, della, identità e della consapevolezza,
del Friuli, dei friulani, aiutando un intero popolo a acquisire sempre maggiore consapevolezza di quello che è il proprio diritto nativo all'autogoverno. Per cui abbeveratevi pure, diciamo, a quelli che sono i PDF che insomma abbiamo pubblicato per, ci auguriamo, giovare a fare se non altro chiarezza, ecco, nella confusione mediatica, anzitutto su ciò che è il Friuli, nella speranza che prima o poi ehm, non sparisca dalle cartine geopolitiche. Ecco. L'ho fatta anche troppo lunga, vi ringrazio, buone feste a tutti.